per le ricerche dell'81enne di Castello di Godego, svanito nel nulla da quasi un mese, al centro di un giallo. Sulla sua scomparsa il cadavere dell'uomo è stato trovato in un canale a Caorle, disposta l'autopsia. Caro carburante, il decreto del governo non soddisfa le imprese artigiane sul fronte taglio accise. La CGIA di Mestre bisognava almeno dimezzarle. Blitz di protesta dei centri sociali alla stazione di servizio di Arino di Dolo. Rincaro materie prime e opere pubbliche a rischio. A Fara di Soligo il sindaco racconta: per un bando di lavori sulla ristrutturazione di una scuola si sono presentate solo 3 aziende, decine hanno rinunciato. Pauroso incendio devasta un'abitazione a Sant'Antonino di Treviso, il proprietario intossicato è stato soccorso in ospedale anche un vigile del fuoco colto da un malore. Blitz dei carabinieri in un laboratorio tessile gestito da cinesi a Borso del Grappa, non solo condizioni pericolose di lavoro ma anche telecamere nascoste che monitoravano i dipendenti. Da Leopoli al Lido di Venezia, la storia di Alina e del suo bimbo di appena 10 mesi, riusciti ad arrivare in Italia grazie a un amico che ha percorso migliaia di chilometri in auto per metterli in salvo. Fu acquistata 20 anni fa da una coppia britannica come statua da giardino, ora si è accertato che si tratta di un'opera autentica di Antonio Canova e sta per essere battuta all'asta per una cifra stellare. Un mix tra passato e futuro, nuovi itinerari e progetti alla scoperta delle ville venete nel nome del turismo di prossimità. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei nostri telegiornali che incomincia dalla cronaca, perché era svanito nel nulla, lo ricorderete, alla fine di febbraio scorso. Oggi la tragica scoperta sulla sorte di un anziano trevigiano di 81 anni di Castello di Godego, è stato ritrovato privo di vita in un canale di Caorle. Sono le ultime immagini che lo ritraggono ancora in vita. Sono le 23 dello scorso 23 febbraio. Con una visibile fasciatura alla testa, Giancarlo Antonello, 81 anni, di Castello di Godego, ma residente con la compagna a Pramaggiore, sta cercando un taxi. È appena uscito dall'ospedale di Portogruaro, dove è stato curato al pronto soccorso per una brutta caduta da un albero, in seguito alla quale ha battuto violentemente la testa a terra. Da allora di lui non si è più avuta alcuna notizia, fino ad oggi, quando verso le 10:30 del mattino il suo corpo, privo di vita, è stato recuperato nel territorio del comune di Caorle, tra le acque del canale Nicesolo. Ad avvistarlo e a lanciare l'allarme dei cacciatori, impegnati in operazione di pulizia dell'area per la giornata ecologica, che poi hanno allertato i carabinieri, arrivati sul posto assieme ai sommozzatori per recuperare il cadavere e avviare le indagini del caso. Proprio nei giorni scorsi la famiglia, con la figlia, Barbara Antonello, aveva diffuso un appello chiedendo aiuto e assistenza a chiunque avesse avuto notizie del padre. L'idea sua quando è uscito dall'ospedale era proprio di rientrare a casa, a Castello di Godego. Domani, domenica 20 marzo, si sarebbero dovute riprendere le ricerche del suo amatissimo papà, speranza la cui fiammella si è spenta proprio nel giorno in cui si celebra una tra le ricorrenze più care e importanti dedicate ai nostri affetti. Saranno le indagini ora a stabilire che cosa può aver portato alla morte il pensionato dopo l'uscita dall'ospedale. Ora cambiamo tema, veniamo ai rincari. La riduzione di 25 centesimi del prezzo del carburante è ancora insufficiente. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre si sarebbero dovute dimezzare le accise. Visto che nel suo complesso la manovra anticaro carburante non graverà sulle casse dello Stato, bisognava avere più coraggio. Secondo l'ufficio studi della CGIA di Mestre, il governo Draghi avrebbe potuto far meglio del taglio di 25 centesimi del prezzo di benzina e gasolio fino alla fine di aprile, considerando anche che tra i beneficiari dei rincari c'è l'erario, che grazie all'aumento dei prezzi dei carburanti dal gennaio 2021 fino ad oggi può contare su un extragettito di oltre 1,5 miliardi di euro. Se le coperture verranno dalla tassazione degli extra profitti realizzati dalle aziende produttrici di energia, allora bisognava fare molto di più, visto che dal rincaro dei carburanti anche l'erario ha incassato in questi ultimi 15 mesi un extragettito di oltre 1,5 miliardi di euro che dovrebbe essere restituito a famiglie e imprese. Secondo la CGIA si sarebbero potute ridurre del 50% le accise su benzina e gasolio per autotrazione, portandone il prezzo alla pompa rispettivamente a 1,74 e 1,78 euro al litro. Un'operazione importante da 1,5 miliardi di euro al mese, che avrebbe però alleggerito con forza i costi che stanno mettendo in ginocchio famiglie e imprese. Certamente il taglio di 25 centesimi del prezzo alla pompa è importante, ma ancora del tutto insufficiente per i piccoli trasportatori, visto che nell'ultimo anno il gasolio per autotrazione è aumentato del 51%, di 73 centesimi al litro.
E poi c'è stato il blitz dei centri sociali alla stazione di servizio Eni di Arino di Dolo. In tute bianche con striscioni contro la guerra e i rincari hanno occupato l'area del distributore. L'iniziativa denuncia la speculazione legata all'aumento del costo dei carburanti e dell'energia. Il caro carburante è solo uno degli aspetti del drammatico aumento del costo della vita che è iniziato ben prima del conflitto in Ucraina e ci attanaglia in una doppia morsa. Da un lato impoverisce le nostre tasche gonfiando quelle di un pugno di miliardari, dall'altro aumenta la ricerca e l'estrazione di petrolio e gas, aumentando ancora il portato della crisi climatica in atto. Si legge nel volantino di rivendicazione che attiviste e attivisti hanno distribuito. E i rincari delle materie prime mettono a rischio anche le opere pubbliche già programmate. È l'allarme lanciato dai sindaci. A Farra di Soligo, nel Trevigiano, un caso emblematico. Materie prime che non arrivano e se arrivano hanno costi insostenibili. Sono molteplici le conseguenze di quello che sta accadendo sui mercati dei materiali quali acciaio, legno, alluminio. Una situazione che mette a rischio anche la realizzazione di opere pubbliche che i comuni avevano messo in cantiere prima che si scatenasse l'emergenza. È il caso di Farra di Soligo. Qui a giugno partirà un intervento di riqualificazione della scuola materna, lavori per 500.000 euro. Su un lavoro da 500.000 euro, gli anni d'oro probabilmente si presentavano 20-30 imprese. Benissimo, si sono presentate 3 imprese perché le altre che erano state invitate ci hanno comunicato che non avrebbero partecipato, pur ringraziandoci, perché non sarebbero stati dentro con l'aumento dei prezzi. Quindi noi affidiamo dei lavori e non sappiamo se continuano ad aumentare i prezzi. Sono seriamente preoccupato, dice il primo cittadino, consapevole che molte opere potrebbero vedere l'avvio e poi essere bloccate. Noi affidiamo dei lavori e non sappiamo, se continuano ad aumentare i prezzi, se riusciranno a portarli a termine questi lavori, con il rischio poi di perdere anche questi contributi. Con che stato d'animo noi possiamo mettere in campo dei cantieri quando non sappiamo se le cifre che abbiamo a bilancio o le cifre che abbiamo a contributo possono coprire l'intera cifra per la quale l'impresa va a fare il lavoro, perché con questo aumento folle non ci si sta dentro quei prezzi. E poi ci sono gli aumenti di gas ed energia con i sindaci che raccolgono anche le preoccupazioni dei loro concittadini, che siano famiglie o imprese. Io ho visto imprese che gli sono arrivate delle bollette che gli imprenditori mi dicono: noi non dormiamo neanche di notte. Ci stiamo mangiando il guadagno o gli utili. L'amministrazione comunale di Farra ha calcolato un aumento di luce e utenze di 100.000 euro rispetto all'anno scorso. Io questi soldi li tolgo da interventi che potevo andare a fare. Quindi in vari ambiti, da cultura ai lavori pubblici, a ulteriori interventi, perché sono 100.000 euro del bilancio comunale e non stiamo parlando di un bilancio comunale di una grande città. Stiamo parlando di un bilancio comunale di un piccolo o medio comune. Ecco, in questo scenario poi c'è l'altro fronte, quello delle restrizioni ancora legate alla pandemia e polemica tra i ristoratori veneziani e della città metropolitana sull'obbligatorietà del Green Pass al chiuso soltanto per gli italiani è prevista per il solo mese di aprile. C'è un ulteriore paradosso magari da chiarire a tutti, no? Che dal 1° di aprile sarà necessario l'esibizione del Green Pass all'interno solo per gli italiani, invece per gli stranieri no. E questo secondo me non è giusto. Tensione alle stelle tra gli oltre 400 ristoratori e baristi del centro storico e della città metropolitana di Venezia e Rovigo. Al centro del contendere l'obbligatorietà del Green Pass nei locali al chiuso dal prossimo 1° aprile soltanto per gli italiani e non per i turisti di nazionalità straniera. Come facciamo a capire se uno è italiano, uno non è italiano? Cioè, ci sono tantissimi turisti dall'Europa che parlano benissimo l'italiano e fai capire, insomma, a capire questa differenza. Confesercenti Venezia lancia l'allarme. Oltre il 40% dei turisti alloggia in strutture ricettive extra alberghiere e bar e ristoranti sono servizi essenziali del soggiorno. Imporre questo impegno per altri 30 giorni ai gestori dei locali, penalizzati dall'aumento esorbitante dei costi dell'energia e delle materie prime alimentari, con la Pasqua alle porte, non ha più alcuna giustificazione, dicono.
perciò noi riteniamo opportuno di prendere in considerazione il nostro appello, che è un appello trasversale di tutto il mondo produttivo, di tutte le attività economiche, di tutte le associazioni categoria, di eliminare l'esibizione del certificato verde anche negli ambienti chiusi. Certo, questo se non sarà preso in considerazione comporterà delle conseguenze dirette soprattutto sulle attività economiche che sono già penalizzate. Ora veniamo alla cronaca delle ultime ore. C'è stato un pauroso incendio in un'abitazione a Sant'Antonino di Treviso. Il proprietario intossicato è stato soccorso. In ospedale anche un vigile del fuoco che è stato colto da un malore. Le fiamme alte sono divampate intorno alle 3:30 in via Visentina a Sant'Antonino. In pochi minuti il piano terra della casa è stato divorato dal rogo. Immediatamente sono stati allertati i vigili del fuoco. Sul posto anche un'ambulanza del SUEM 118 ed i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso. Il fumo ha invaso l'abitazione rendendo l'aria irrespirabile. Il proprietario, un trevigiano di 40 anni, è uscito gridando ai suoi vicini di casa di scappare. Il fuoco infatti stava già attaccando l'abitazione attigua. Io ho visto già, lui è fatto chiamato, no, noi sveglia, no? E dopo ho visto qua tutti a fuoco. Le fiamme, ha preso tanta paura? Sì, perché tanti fuoco, anche già uscito tutti fuori. Sono stati attimi di paura, la signora è uscita di corsa dalla sua casa assieme alla figlia. Le fiamme hanno raggiunto l'ingresso e solo grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco non hanno distrutto anche la sua abitazione. Tanta paura, ci dice. Tanti, perché è già vicino qua, anche bruciato qua, lampada, filo, tutti. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma sembra possa essere partito da una stufetta. Il proprietario, rimasto intossicato, è stato preso in cura dai sanitari. Portato in ospedale anche un vigile del fuoco colto da un malore a causa del grande calore. L'abitazione del quarantenne è stata dichiarata inagibile dai pompieri. I danni ingenti alla casa sono ancora da quantificare. Ora al San Pio X di Vicenza, dove un detenuto ha aggredito 2 agenti di polizia penitenziaria. Violenza nel carcere San Pio X, violenza contro agenti di polizia penitenziaria. La furia di un detenuto straniero sarebbe esplosa quando, dopo aver imbrattato il muro della camera con scritte contro le forze dell'ordine e lo Stato italiano, gli è stata fatta una contestazione disciplinare. E quello è il momento in cui avrebbe sferrato un pugno in faccia a un poliziotto, ma non è tutto. Mentre veniva portato in isolamento cautelare, dimenandosi, avrebbe dato una testata sul viso a un altro agente. Il detenuto, oltretutto, non sarebbe nuovo a questi comportamenti violenti. Nella casa circondariale di Trieste avrebbe già aggredito un poliziotto. Per l'USP, l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, la misura è colma. Molte volte il personale viene o subisce aggressioni da parte degli utenti. Il penitenziario di Vicenza ieri ospitava circa 380 utenti e alla sorveglianza di questi ultimi c'è un contingente di circa 60 unità di polizia penitenziaria che effettua i servizi di controlli. Che dire, il sistema è al collasso, chiediamo alla politica che intervenga con i guardasigilli affinché il corpo della polizia penitenziaria possa essere dotato di anche taser come tutti gli altri corpi di polizia ed evitare fatti analoghi. Controllava i dipendenti con le telecamere, sospesa l'attività di un laboratorio tessile gestito da una donna cinese. I carabinieri di Castelfranco e del nucleo ispettorato del lavoro hanno fatto irruzione in un laboratorio tessile a Borso del Grappa. All'interno e all'esterno della struttura sono state trovate delle videocamere installate senza la preventiva comunicazione alle autorità preposte. Un modo questo per controllare i lavoratori. Rintracciati e identificati 7 dipendenti, tutti cinesi irregolari nel territorio nazionale. Non solo, ma i militari durante i controlli hanno rilevato diverse irregolarità, fra queste l'omessa consegna ai dipendenti dei previsti dispositivi di protezione individuale. A nessun dipendente era stata fornita la mascherina anti-Covid. Non solo, non era stato adeguato il piano delle emergenze rispetto alla reale disposizione dei macchinari presenti ed infine la titolare è stata sanzionata anche per l'omessa formazione generale specifica del personale dipendente e per omessa conformità dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Ora la donna, segnalata all'autorità giudiziaria, dovrà pagare fra ammende e multe oltre 30.000 euro.
euro. Solo nelle ore scorse i carabinieri hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio. Un centinaio di carabinieri hanno effettuato accertamenti su 71 esercizi pubblici, 400 veicoli e 600 persone. La guerra in Ucraina, ora l'incredibile storia di una giovane mamma che col suo bambino di 10 mesi è riuscita ad arrivare a Venezia. Ha ancora le lacrime agli occhi ed è visibilmente scossa Alina quando la incontriamo al Lido di Venezia. La giovane mamma è arrivata poche ore fa grazie all'aiuto di alcuni amici veneziani in laguna, in salvo dalla guerra e dalla città assediata di Leopoli, con in braccio Dimitri, il suo bambino di appena 10 mesi compiuti oggi. La donna, accompagnata dal marito, che poi non ha potuto espatriare con lei, in quanto tutti gli uomini non possono lasciare la propria nazione in tempo di guerra, è arrivata fino alla frontiera ungherese di Chop. Qui è salita su un treno gratuito per Budapest, dove ha trovato ad attendere a puntuale un amico di sempre, imprenditore, che da Cavallino Treporti è partito appositamente per andare a prenderla e portarla a Venezia. 1500 km alla guida per far ricongiungere Alina alla madre che vive e lavora in laguna da tempo. È preoccupata per la parte di famiglia che ha lasciato in Ucraina? Spera che possano raggiungervi anche loro? Sì, certo. E spera che possano raggiungervi? Вони сюди не зможуть приїхати, бо нас не пускають чоловіків. Lei dice che loro non possono venire perché uomini devono restare lì a combattere. Per Vladi, che per uno scherzo del destino ha lo stesso nome del dittatore russo, che gli ha fatto da autista per affetto e amicizia, ed è da 20 anni in Italia perfettamente integrato, missione compiuta con gioia. Un messaggio importante: l'amicizia e la solidarietà superano la guerra. Lei è arrivata perché c'è sua mamma che lavora qui a Venezia, per quello, per essere vicina. E come noi conosciamoci da anni e anni, per quello sono andato anche io a prendere lì. C'era un treno gratuito per quelli che sono poveretti scappati da Ucraina, con bambini tutti quanti, fino a Budapest, e dopo da Budapest ho preso io, ho portato di qua. Loro sono organizzati con volontari tutti quanti per dare cibo da bere, medicina. Andato e ritorno 1500. 1500. E hai dovuto superare posti di blocco, frontiere? Sì, non ci sono frontiere, è tutta Unione Europea, non ci sono frontiere. Voltiamo pagina. Il mare Adriatico è una delle 2 zone del Mediterraneo a più alta concentrazione di rifiuti in plastica. Presentata a Padova una piattaforma all'avanguardia per ripulire appunto proprio i fiumi dalla plastica. Chiama Hive X, Alveare X, un prototipo sperimentale di piattaforma che, sfruttando le correnti del fiume, raccoglie i rifiuti prima che inquinino il mare. Progetto di un team tedesco che da anni sviluppa tecnologie di pulizia dei corsi d'acqua. La piattaforma è stata posizionata per la prima volta in Italia alla centrale idroelettrica di Volta Barozzo sul fiume Bacchiglione a Padova. Sappiamo che il tema della plastica nei mari e negli oceani è un tema drammatico e dobbiamo agire anche a partire dai dati e a partire dal nostro territorio. Vedete questi moduli che andranno ad intrappolare la plastica e i rifiuti che arrivano, che poi verranno in qualche modo proprio contabilizzati e monitorati nel tipo di frazione e tramite il comune ovviamente smaltiti correttamente. Si parla molto di come smaltire la plastica, ora è l'innovazione tecnologica a venire in aiuto ai comuni e alle aziende con la pulitura dei corsi d'acqua. L'esperimento con la Hive X durerà circa 3 mesi. I volontari di Lega Ambiente avranno il compito di pesare e contare i rifiuti, portarli al riciclo, esclusi quelli vegetali. Il volontariato ambientale, ad esempio, ha fatto, e comunque la sensibilizzazione dei cittadini ha fatto molti passi in avanti negli ultimi anni. Le aree verdi sono pulite, sono abbastanza più pulite, ci sono molte associazioni che si danno da fare. I rifiuti in acqua sono sempre un po' più difficili ovviamente da raggiungere e quindi bene che esistano nuovi strumenti. Secondo lei un giorno potremmo vederne più di uno allora di questi alveari? Beh, se funziona sì, perché no? Ora linea alla regia per un piccolo break, a tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta per parlare di un'opera di Antonio Canova che si riteneva perduta ed è tornata invece alla luce in Inghilterra.
Una delle ultime sculture di Antonio Canova, della quale si perdono le tracce in Inghilterra. Un capolavoro perduto che diventa un arredo da giardino e rimane per 70 anni alla mercé dell'umido clima d'oltremanica, secondo la moda inglese. Poi finisce all'asta per un pugno di sterline e torna finalmente a galla dalle nebbie della storia come una abbagliante meraviglia per essere studiata e acclamata proprio nell'anno in cui si celebra il bicentenario della morte di Antonio Canova. Tutti gli ingredienti e i colpi di scena sono quelli del romanzo. Nel viaggio della Maddalena giacente riscoperta, è proprio il caso di dirlo, in Inghilterra. È quasi un romanzo, meriterebbe una scrittura in qualche modo. La storia di questo marmo è speciale perché viene completato nel settembre del 22, una lettera specifica esattamente che il marmo è stato ultimato e una duchessa inglese l'ha visto all'interno della bottega di Canova. Però ricordiamo che nel settembre del 22 Canova era a Possagno e stava molto molto male e il 13 ottobre andrà a Venezia dove morirà. Canova era ammirato dagli inglesi, la sua bottega era frequentatissima dai sudditi di Sua Maestà e le sue opere facevano gola oltremanica. La scultura arriverà poco dopo nella residenza di questo primo ministro inglese che aveva comprato la scultura addirittura a scatola vuota perché qualcuno gli aveva detto guarda che le ultime opere di Canova sono esattamente queste e c'è ancora quest'alto marmo che potrebbe essere comprato in qualche modo. Poi la scultura ha una stranissima vicenda, il figlio la venderà, diventerà proprietà di un altro inglese, alla fine viene comprata da una signora che la colloca in un giardino, proprio seguendo il modo di essere dal punto di vista dell'architettura di giardini inglesi e rimarrà per circa 70 anni in questo giardino e alla fine la venderanno a un'asta da Sotheby's. Il Times parla di una vendita all'asta per poco più di 5.000 sterline, un'inezia rispetto al valore effettivo del marmo e al prezzo che spunterà quando verrà messa all'asta da Christie's. Poi, ragionando su questo marmo, qualcuno cominciò a studiarlo e ricostruì passo passo tutta questa vicenda. La vicenda della Maddalena giacente del Canova è ormai storia. Resta da capire quale sarà il futuro dell'opera. Il futuro direi non è conosciuto. Il marmo partirà per New York la prossima settimana e la successiva andrà a Hong Kong. Però poi nel mese di giugno noi realizzeremo una mostra a Londra. La scultura finirà quasi certamente nelle mani di un privato e questo non è un destino lontano da quello previsto dal Canova. Oggi però ci sono tutte le condizioni perché l'opera possa essere messa a disposizione del grande pubblico. Indipendentemente da tutto, pensiamo che questo marmo era destinato a un privato. E ora, se anche il marmo finisse nelle mani di un privato, direi non abbiamo stravolto la storia dei destini delle opere di Canova e soprattutto i privati oggi sono quelli che riescono a investire in arte e quando lo fanno è bene che lo facciano. L'importante è che poi queste opere d'arte possano essere visibili anche dal pubblico. Un mix tra passato e futuro, nuovi itinerari alla scoperta delle ville venete nel nome del turismo di prossimità. Bellezza a portata di mano, quella delle ville venete. Oltre 4.300 distribuite sul territorio del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, le ville venete rappresentano i più importanti patrimoni storico-culturali e paesaggistici esistenti al mondo. Le ville venete erano i centri agricoli delle proprietà terriere delle famiglie veneziane e dunque si svolgevano nelle ville venete attività di ogni tipo. Bellezza, storia, arte, architettura e agricoltura. Le ville sono un geniale mix tra passato e futuro, ma anche un attrattore turistico unico al mondo da scoprire grazie alla promozione di progetti come il Grand Tour e il Grand Pass, che ripercorrono l'immaginario collettivo di un lungo viaggio che facevano i viaggiatori nel Settecento alla scoperta dell'Italia. Può essere l'inizio di un percorso alla visita delle nostre ville, della nostra regione, del Veneto e del Friuli, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono ville venete anche in Friuli. Sono anche centri di aggregazione culturale e di identità di un territorio. Ecco, questo concetto di identità fa sì che le persone si riconoscano intorno a un bene che
può essere privato o pubblico, ma è importante che ci sia. 3 settori che hanno subito un impatto più drammatico con la pandemia figura certamente il turismo, proprio perché è venuta meno la mobilità delle persone, totalmente negata dal Covid-19. Ma anche la guerra in Ucraina potrebbe presentare forti ripercussioni sul turismo in Italia, avendo un impatto regionale non indifferente. Anche il post pandemia richiederà sempre un turismo più consapevole, più verde, più sostenibile, e le ville venete penso abbiano tutte le carte in regola per rimettersi in gioco, puntando proprio a queste caratteristiche e al turismo esperienziale. Il futuro del turismo intanto è una bella scommessa ed è un futuro che dipende solo da noi. Per essere un futuro radioso deve essere un futuro di collaborazione, perché le ville venete, che sono appunto 4.300 come ricordavamo, è una naturale rete di impresa, e quindi è per quanto una possa essere più famosa o meno famosa come villa, in realtà tutte si aiutano. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco l'edizione di Venezia, ora le previsioni del tempo per domani, una buona serata, una buona domenica. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ci attende una domenica 20 marzo, equinozio di primavera caratterizzata da un tempo stabile. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, precipitazioni assenti, possibili alcune modeste nevicate sulle Dolomiti. Temperature in ulteriore lieve calo, minime tra 1 e 4 gradi, massime comprese invece tra i 10 e i 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso un po' su tutta la regione, su pianura e costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui annuvolamenti un po' più consistenti fino al mattino presto, poi le schiarite saranno sempre più ampie. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 12-15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da 150 anni, Nardo Giovanni Terrazzi alla Veneziana, i pavimenti più belli del mondo.